Non solo bici, recupero attivo con piccola camminata a piedi e, ad essere sinceri, sopralluogo per un prossimo giro in bici su strada. Sono sopra Gorizia, qui c'è la chiesa di San Mauro, sono venuto su per la strada con la macchina passando il parco Piuma e vado su lungo la strada forestale che dovrebbe essere asfaltata, direzione Sabottino. Se non sbaglio io dovrei costeggiare il monte e poi salire su una strada a tornanti fino a lassù. Sono molto curioso, è uno di quei posti in cui voglio andare da una vita, ma non ci sono mai stato. Si va. Qui da località San Mauro prendo a destra lungo la strada militare. Prima credo di aver detto forestale erroneamente. Da qua si comincia a salire con pendenze importanti. Monte Sabottino, arrivo. Allora, qui dopo il primo strappo si incrocia una strada trafficata qui a destra e c'è questa biforcazione. Bisogna proseguire di qua, sempre sulla strada militare a cui mi riferivo prima. Questo è il panorama. Con questa giornata assolutamente meritava. Qui c'è tutta la zona di Gorizia, la valle dell'Isonzo, tutta la parte del Coglio qua sulla destra. Si passa qua sopra la strada e si riprende a salire. Non so se renderà la pendenza, comunque fino in cima dovrebbero essere circa 3 km, poco meno poco più, al 10,8 di pendenza media. Questa è la salita. Primo tornante a 275 metri sul livello del mare. Sicuramente ci saranno dei sentieri non su strada asfaltata per andare su alla stessa meta, però diciamo che oggi voglio tenerla sul semplice. Let's keep it simple e vado su un percorso che ho già verificato sulla mappa. Comunque la salita si sente, non banale. Salire di qua in bici deve essere quite tricky, anche faticoso, però oggi non è una giornata proprio splendida di cielo terso, ma già così il panorama è tanta roba, Comunque, considerato che la camminata è breve e non ho bisogno di portarmi cose particolari, adesso ho perfino tolto il guscio e l'ho incastrato qua dietro. Oggi provo anche l'Hip Pack Pro da 3 litri di Evoc. È un marsupio pensato per appunto portarsi via qualcosa di leggero e poco ingombrante in mountain bike o in bici in generale, o appunto a piedi come sto facendo io adesso, dove appunto si può trasportare il minimo necessario, il minimo indispensabile per
una camminata, un'uscita in bici appunto. Dopo vi mostro cosa mi sono portato oggi e lo provo. Per chi mi conosce sa che odio gli zaini, quindi cerco qualsiasi altra soluzione per trasporto che non sia mettere lo zaino sulla schiena. Proviamo. Nel frattempo si continua a salire. Mi sono fermato un attimo perché qua si apre un po' la salita dalla vegetazione, è spettacolare. Qui c'è tutto l'Isonzo, si vede benissimo la valle dell'Isonzo, qua davanti c'è Gorizia, ma se riuscite a vederlo, questo puntino che c'è qui in alto, qua, quello lì è Cerie. Ve lo mostro meglio da qui. Quel puntino lì è Cerie, in Slovenia, dove vado spessissimo, o meglio dove andavo spessissimo in bici, tendenzialmente in bici da strada, perché in mountain bike non ci sono mai stato ancora. Ultimamente tutti i posti in cui vado mi offrono una visuale su Cerie, cosa che mi fa rimpiangere ancora di più il non poterci andare. Una gola di tornarci. Comunque qui, che ve lo dico a fa, si continua a salire. Quarto tornante, 400 metri, 417 metri per l'esattezza sopra il livello del mare. Si sta pulendo il cielo, sta uscendo una giornata mica da ridere. Che figata, bellissimo per adesso. La salita è dura, veramente molto pendente, infatti non sono convintissimo dell'idea di farla in bici, soprattutto in bici da strada, però veramente una figata paesaggisticamente come vista. Occhio perché il quinto tornante è esattamente sul confine fra Italia e Slovenia, quindi io vado su a destra sempre lungo la strada asfaltata, resto in Italia puntando sempre la cima. Qui dopo il quinto tornante la strada torna in piano, quindi ipoteticamente si può rifiatare. Vedremo cosa diranno i miei amici dopo che avrò fatto questo sopralluogo, se vorranno venire su in bici da strada o meno. Altro tornante e il pezzo in piano è durato poco. Chi ha detto salita? Settimo tornante, 505 metri sul livello del mare. Altro tornante e ingresso nella zona monumentale del Monte Savotino. Qua dislivello ce n'è, a volontà. Qui mi tengo a sinistra, costeggio la zona militare, anche volendo in bici da strada per di qua assolutamente no, quindi diciamo che potrei arrivare fino all'ultimo, al settimo tornante, poi questo pezzo qua farlo a piedi con le scarpe da bici da strada assolutamente no. Già fatto quando sono andato sul Tersteli nella prima uscita con la tarmac, non ho intenzione di ripetere l'esperienza.
Wow, figata. Sto sempre seguendo il sentiero, Ho tenuto la zona militare sulla destra e sono venuto su a sinistra. Qui probabilmente prenderò un tornante a destra e andrò su lì. Che vista, spettacolo. Che figo, adesso vado fino alla cima. Wow, che bomba, bellissimo. In cima sono a 609 metri sul livello del mare, veramente una figata. Di qua è tutta Slovenia e di qua c'è tutta la valle col Coglio, Isonzo, Gorizia. Questa direzione qui c'è Grado, là si vede il golfo di Monfalcone, veramente fighissimo. Adesso cammino un po' qui in cresta. Comunque con il marsupio di Evok mi sono trovato veramente bene. Dietro è traspirante, quindi non si suda sulla schiena, la parte bassa della schiena dove è appoggiato, e sono riuscito a farci stare tutto quello che mi serve. Ovviamente la sacca idrica, come dicevo prima, da 3 litri, ma soprattutto dentro c'è il drone che facciamo volare adesso, il suo telecomando, che se no non riesco a farlo volare. Mi sono portato una banana, una barretta, un po' di batteria qua davanti, documenti, soldi, tutto quello che serve.
lascio una firma nel foglio di vetta. Che posto, bellissimo camminare qua in cresta, veramente una figata. Torno giù da dove sono arrivato. Avrei voluto fare una camminata fino in fondo alla cresta, ma sono un po' attirato con i tempi. Mi incuriosiva provare a vedere che tipo di percorso, ipotizzando di venirci in mountain bike, soprattutto per poter pedalare l'ultimo pezzo e pedalare appunto lungo la cresta. Però sono giusto con i tempi, devo rientrare, quindi sarà per un'altra volta. Mentre scendo adesso metto via la GoPro e mi mangio una banana e poi riprendo il ritmo per la discesa. Contentissimo di essere venuto su, per adesso davvero molto contento, figata. Later. Sono tornato giù in zona San Mauro, sono di rientro, non ho filmato niente della discesa perché è lo stesso percorso dell'andata e comunque è noiosa già per me la discesa e il rientro, quindi figuriamoci in video. Il percorso è un po' più lungo di quello che avevo calcolato dalla mappa, perché fino su sono 4 km e tendenzialmente penso che chiuderò con 8 km circa. Poi quando chiudo il giro vedo anche il dislivello e il ritmo di camminata. Comunque, se non lo cito in una prossima clip o se non lo metto come immagine nel video, in descrizione c'è la traccia della camminata, quindi lì ci sono tutti i dati del caso. Comunque giornatona meteorologicamente parlando, e come bellezza del percorso confermo che la meta è praticamente scollinando, dove si vedono quelle antenne, bellissimi i ragazzi col parapendio. Peccato che fossero lontani quando ho fatto volare il drone in cima, perché sarebbe venuta veramente una figata. Che bello. Spero che si veda qualcosa dalla GoPro. Comunque io direi di chiuderla qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento se avete qualcosa da chiedere o se volete lasciare un'impressione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!